Direi che il cittadino è compresso tra due elementi, la Costituzione che ha un'impronta cattolico-marxista e il codice penale che ha un'impronta fascista, essendo stato firmato da Mussolini e dal re. Paradossalmente queste tre ideologie si incontrano in un concetto che è quello che il cittadino è subalterno allo Stato, è subalterno allo Stato etico hegeliano del codice penale, è subalterno, diciamo, all'escatologia metafisica del cattolicesimo ed è subalterno allo Stato sociale ipotizzato dal marxismo. E in tutto questo il diritto del cittadino come soggetto di un patto sociale con lo Stato, di un pactum unionis, secondo la ideologia liberale di Locke e di altri, è avvilita e quindi sarebbe necessario cambiare sia la Costituzione sia il codice penale. La legittima difesa è uno proprio degli elementi caratteristici di questa situazione, perché attualmente la domanda che si pone lo Stato è sino a che punto il cittadino abbia il diritto di agire, cioè di difendersi quando viene aggredito. Passati questi limiti lo Stato lo punisce. Invece un ordinamento liberale dovrebbe capovolgere il concetto e domandarsi fino a che punto lo Stato ha il diritto di punire una persona che si difenda da un'aggressione che lui, Stato, non è riuscito a impedire. Perché il patto sociale che il cittadino fa con lo Stato risiede proprio nel devolvere l'esercizio dei suoi diritti naturali allo Stato, e se lo Stato è inadempiente il cittadino si riprende questi diritti, non ha firmato una cambiale in bianco irreversibile.